Io sono nato qui, a Torre di Pordenone, e lo dico con un certo orgoglio perché quando eravamo piccoli il Don ci diceva sempre che Pordenone viene da Portus Naonis, che era proprio qua. Questo luogo, questi posti erano il Portus Naonis, il porto navigabile di Pordenone. Quindi sono cresciuto proprio in queste strade qua, anche qua nel castello, anche se devo dire che al castello ci avvicinavamo piano piano con circospezione perché c'erano e ci sono delle leggende. Si diceva, quando eravamo piccoli, che il conte Giovannino di Ragogna, il suo fantasma, è ancora lì dentro che gira per le stanze perché, forse non lo sapete, ma è stato ucciso, bruciato vivo all'interno del castello a causa di una brutta storia di tradimenti e di congiure. Inoltre si diceva, il Don ci diceva sempre, che sotto la chiesa c'erano ancora gli scheletri degli antichi romani e quindi insomma è un luogo pieno di fantasmi e di storie lugubri ma molto appassionanti. Il mio primo romanzo, Eppure cadiamo felici, si gioca tutto in questi luoghi qua, a Pordenone in particolare, alla scuola del Leo Maior, il Leopardi Maiorana, dove io ho fatto il liceo scientifico quando ero adolescente, e poi da lì ci si sposta invece fuori dalla città, verso i laghi di Tramonti, in particolare il lago di Redona, che è un posto magico perché ogni estate, verso la fine dell'estate, il lago si prosciuga e dal sotto, dal fondale di questo lago appare l'antico borgo di Movada. È bellissimo farci una passeggiata se l'acqua scende sul livello del terreno perché vedi proprio la vecchia chiesa, il campanile, le rovine e sembra di entrare veramente in una città sommersa. Io di mio sono un grande appassionato di giri in bicicletta, di solito li faccio in giro per l'Europa d'estate, però anche da queste parti ce n'è uno molto carino da fare. Partendo da un altro castello, il castello di Porcia, si può scendere giù verso Rorai per poi andare al lago della Burida, che è un posto, come dire, che pochi conoscono forse, però è molto bello perché è un lago ma è a veramente 2 passi dal centro della città. E soprattutto al tramonto è bello da visitare perché fa questi giochi di luci, di riflessi sul lago, sulla vegetazione che c'è intorno, insomma credo che sia forse il luogo più instagrammabile di Pordenone. I miei genitori facevano i commercianti ambulanti, vendevano tessuti e filati e io li andavo sempre ad aiutare d'estate. In particolare al sabato proprio a Pordenone c'è il mercato e devo dire che quell'esperienza da dietro il bancone è stata forse una delle prime palestre da scrittore. Perché? Prima perché non conoscevo nessun mio compagno di classe che andasse a lavorare, no? Mi faceva sentire importante, mi faceva sentire diverso e questo già è una cosa da scrittori. E poi soprattutto però stare dietro il bancone ti allena a osservare le persone, come si muovono, cosa dicono, come si vestono, come si comportano, e quello è forse la prima cosa che deve imparare a fare uno scrittore: osservare gli altri.